Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Vi trasmettiamo ora I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, lettura integrale a cura di Giulio Cainarca. Questo è il capitolo 11. Come un branco di segugi, dopo aver inseguita invano una lepre, tornano mortificati verso il padrone con musi bassi e con le code ciondoloni, così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo. Egli camminava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure delle imposte intarlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il brav'uomo avesse ancor messo mano. S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Oh, la giustizia. Il podestà non è un ragazzo né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano. Son come gente perduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Via, niente paura. Come rimarrà Attilio domattina? Vedrà sì o fociarle o fatti. E poi, se mai nascesse qualche imbroglio, che so io, qualche nemico che volesse cogliere quest'occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. C'è impegnato l'onore di tutto il parentado. Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passion principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adopererebbe per abbonire Lucia. Avrà tanta paura di trovarsi qui sola in mezzo a costoro, a queste facce, che il viso più umano qui son io, perbacco, che dovrà ricorrere a me, toccherà a lei a pregare, e se prega. Mentre fa questi bei conti, sente un calpestio, va alla finestra, apre un poco, fa capolino, son loro. E la bussola? Diavolo, dov'è la bussola? 3, 5, 8, ci son tutti, c'è anche il griso. La bussola non c'è. Diavolo, il griso me ne renderà conto. Entrati che furono, il griso posò in un angolo d'una stanza terrena il suo bordone, posò il cappellaccio e il sanrocchino e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gli invidiava, salì a render quel conto a Don Rodrigo. Questo l'aspettava in cima alla scala e, vistolo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, «Ebbene», gli disse o gli gridò, «signor Spaccone, signor capitano, signor lasci fare a me». «L'è dura», rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino. «L'è dura di ricever dei rimproveri dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle». «Com'è andata? Sentiremo», disse Don Rodrigo e s'avviò verso la sua camera, dove il griso lo seguì e fece subito la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, sentito, temuto, riparato. E la fece con quell'ordine, con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello sbalordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee. «Tu non hai torto e ti sei portato bene», disse Don Rodrigo. «Hai fatto quello che si poteva, ma che sotto questo tetto ci fosse una spia. Se c'è, se lo arrivo a scoprire, e lo scopriremo se c'è, te l'accomodo io. Ti so dir io, Griso, che lo concio per il dì delle feste». «Anche a me, signore», disse il Griso, «è passato per la mente un tal sospetto e, se fosse vero, se si venisse a scoprire un birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve metter nelle mie mani, uno che si fosse preso il divertimento di farmi passare una notte come questa. Toccherebbe a me a pagarlo, però
da varie cose m'è parso di poter rilevare che ci deve essere qualche altro intrigo che per ora non si può capire. Domani, signore, domani se ne verrà in chiaro. Non siete stati riconosciuti almeno? Il Griso rispose che sperava di no, e la conclusione del discorso fu che don Rodrigo gli ordinò per il giorno dopo 3 cose che colui avrebbe sapute ben pensare anche da sé. Spedire la mattina presto 2 uomini a fare al console quella tale intimazione che fu poi fatta, come abbiam veduto, 2 altri al casolare a far la ronda per tenerne lontano ogni ozioso che vi capitasse e sottrarre a ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima in cui si manderebbe a prenderla, giacché per allora non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto. Andar poi lui e mandare anche altri, dei più disinvolti e di buona testa, a mescolarsi con la gente per scovar qualcosa intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, don Rodrigo se ne andò a dormire e ci lasciò andare anche il Griso, congedandolo con molte lodi, dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi quali lo aveva accolto. Va a dormire, povero Griso, che tu ne devi aver bisogno. Povero Griso, in faccende tutto il giorno, in faccende mezza la notte, senza contare il pericolo di cader sotto l'unghie dei villani o di buscarti una taglia per rapto di donna onesta, per giunta di quelle che hai già addosso, e poi essere ricevuto in quella maniera, ma così pagano spesso gli uomini. Tu hai però potuto vedere in questa circostanza che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva o presto o tardi anche in questo mondo. Va a dormire per ora che un giorno avrai forse a somministrarcene un'altra prova e più notabile di questa. La mattina seguente il Griso era fuori di nuovo in faccende quando don Rodrigo s'alzò. Questo cercò subito del conte Attilio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto canzonatorio e gli gridò: «San Martino!» «Non so cosa vi dire», rispose don Rodrigo arrivandogli accanto. «Pagherò la scommessa, ma non è questo quel che più mi scotta. Non v'avevo detto nulla perché, lo confesso, pensavo di farvi rimanere stamattina, ma basta, ora vi racconterò tutto». «Ci ha messo uno zampino quel frate in quest'affare», disse il cugino, dopo aver sentito tutto con più serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. «Quel frate», continuò, «con quel suo fare di gatta morta e con quelle sue proposizioni sciocche, io l'ho per un dirittone e per un impiccione, e voi non vi siete fidato di me. Non m'avete mai detto chiaro cosa sia venuto qui a impastocchiarvi l'altro giorno». Don Rodrigo riferì il dialogo. «E voi avete avuto tanta sofferenza?» esclamò il conte Attilio. «E l'avete lasciato andare com'era venuto?» «Che volevate, che io mi tirassi addosso tutti i cappuccini d'Italia?» «Non so», disse il conte Attilio, «se in quel momento mi sarei ricordato che ci fossero al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante, ma via, anche nelle regole della prudenza manca la maniera di prendersi soddisfazione anche d'un cappuccino? Bisogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo, e allora si può impunemente dare un carico di bastonate a un membro. Basta, ha scansato la punizione che gli stava più bene, ma lo prendo io sotto la mia protezione e voglio aver la consolazione di insegnargli come si parla coi pari nostri. Non mi fate peggio. Fidatevi una volta, che vi servirò da parente e da amico. Cosa pensate di fare? Non lo so ancora, ma lo servirò io di sicuro il frate. Ci penserò. E il signor conte zio del consiglio segreto è lui che mi deve fare il servizio. Caro signor conte zio, quanto mi diverto ogni volta che lo posso far lavorare per me. Un politicone di quel calibro. Doman l'altro sarò a Milano e in una maniera o in un'altra il frate sarà servito. Venne intanto la colazione, la quale non interruppe il discorso d'un affare di quella importanza. Il conte Attilio ne parlava con disinvoltura e, sebbene ci prendesse quella parte che richiedeva la sua amicizia per il cugino e l'onore del nome comune,
secondo le idee che aveva d'amicizia e d'onore, pure ogni tanto non poteva tenersi di non rider sotto i baffi di quella bella riuscita. Ma don Rodrigo, che era in causa propria e che credendo di far quietamente un gran colpo gli era andato fallito con fracasso, era agitato da passioni più gravi e distratto da pensieri più fastidiosi. Di belle ciarle, diceva, faranno questi mascalzoni in tutto il contorno, ma che mi importa? In quanto alla giustizia, me ne rido. Prove non ce n'è. Quando ce ne fosse, me ne riderei ugualmente. A buon conto ho fatto stamattina avvertire il console che guardi bene di non far deposizione dell'avvenuto. Non ne seguirebbe nulla, ma le ciarle, quando vanno in lungo, mi seccano. E anche troppo, ch'io sia stato burlato così barbaramente. Avete fatto benissimo, rispondeva il conte Attilio. Codesto vostro podestà, gran caparbio, gran testa vota, gran seccatore d'un podestà, è poi un galantuomo, un uomo che sa il suo dovere e appunto quando sa che fare con persone tali, bisogna aver più riguardo di non metterle in impicci. Se un mascalzone di console fa una deposizione, il podestà, per quanto sia ben intenzionato, bisogna pure che... Ma voi, interruppe con un po' di stizza don Rodrigo, voi guastate le mie faccende con quel vostro contraddirgli in tutto e dargli sulla voce e canzonarlo anche, all'occorrenza. Che diavolo, che un podestà non possa essere bestia e ostinato quando nel rimanente è un galantuomo. Sapete, cugino, disse guardandolo maravigliato il conte Attilio, sapete che comincio a credere che abbiate un po' di paura? Mi prendete sul serio anche il podestà? Via, via, non avete detto voi stesso che bisogna tenerlo di conto? L'ho detto, e quando si tratta di un affare serio vi farò vedere che non sono un ragazzo. Sapete cosa mi basta l'animo di far per voi? Sono uomo da andare in persona a far visita al signor Podestà. Ah, sarà contento dell'onore? E sono uomo da lasciarlo parlare per mezz'ora del conte duca e del nostro signor Castellano spagnolo e da dargli ragione in tutto, anche quando ne dirà di quelle così massicce. Butterò poi là qualche parolina sul conte zio del consiglio segreto e sapete che effetto fanno quelle paroline nell'orecchio del signor Podestà? Alla fin dei conti ha più bisogno lui della nostra protezione che voi della sua condiscendenza. Farò di buono e ci anderò e ve lo lascerò meglio disposto che mai. Dopo queste e altre simili parole, il conte Attilio uscì per andare a caccia e don Rodrigo stette, aspettando con ansietà il ritorno del Griso. Venne costui finalmente, sull'ora del desinare, a fare la sua relazione. Lo scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso, la sparizione di 3 persone da un paesello era un tal avvenimento, che le ricerche, e per premura e per curiosità, dovevano naturalmente essere molte e calde e insistenti, e dall'altra parte gli informati di qualche cosa erano troppi per andar tutti d'accordo a tacer tutto. Perpetua non poteva farsi veder sull'uscio che non fosse tempestata da quello e da quell'altro, perché dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone. Perpetua, ripensando a tutte le circostanze del fatto e raccapezzandosi finalmente che era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta rabbia di quella perfidia che aveva proprio bisogno d'un po' di sfogo, non già che andasse lamentandosi col terzo e col quarto della maniera tenuta per infinocchiar lei. Su questo non fiatava, ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare affatto sotto silenzio. E soprattutto che un tiro tale fosse stato concertato e tentato da quel giovine da bene, da quella buona vedova, da quella madonnina infilzata. Don Abbondio poteva ben comandarle risolutamente e pregarla cordialmente che stesse zitta. Lei poteva bene ripetergli che non faceva bisogno di suggerirle una cosa tanto chiara e tanto naturale. Certo è che un così gran segreto stava nel cuore della povera donna come, in una botte vecchia e mal cerchiata, un vino molto giovine, che grilla e gorgoglia e ribolle e, se non manda il tappo per aria, gli geme all'intorno e vien fuori in ischiuma e trapela tra doga e doga e gocciola di qua e di là, tanto che uno può assaggiarlo e dire a un dipresso che vino è.
Gervaso, a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'aver avuta una gran paura, a cui, per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale, pareva d'essere diventato un uomo come gli altri, crepava di voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, che pensava seriamente alle inquisizioni e ai processi possibili e al conto da rendere, gli comandasse, co pugni sul viso, di non dir nulla a nessuno, pure non ci fu verso di soffogargli in bocca ogni parola. Del resto, Tonio, anche lui, dopo essere stato quella notte fuori di casa in ora insolita, tornandovi con un passo e con un sembiante insolito e con un'agitazione d'animo che lo disponeva alla sincerità, non poté dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta. Chi parlò meno fu Menico, perché appena ebbe raccontata ai genitori la storia e il motivo della sua spedizione, parve a questi una cosa così terribile che un loro figliuolo avesse avuto parte a buttare all'aria un'impresa di don Rodrigo, che quasi quasi non lasciarono finire al ragazzo il suo racconto e gli fecero poi subito i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di nulla, e la mattina seguente, non parendo loro d'essersi abbastanza assicurati, risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno e per qualche altro ancora. Ma che essi medesimi poi, chiacchierando con la gente del paese e senza voler mostrare di saperne più di loro, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti e del come e del perché e del dove, aggiungevano, come cosa conosciuta, che s'eran rifugiati a Pescarenico. Così anche questa circostanza entrò nei discorsi comuni. Con tutti questi brani di notizie messi poi insieme e cuciti come s'usa e con la frangia che ci s'attacca naturalmente nel cucire, c'era da fare una storia d'una certezza e d'una chiarezza tale da esserne pago ogni intelletto più critico. Ma quella invasion de bravi, accidente troppo grave e troppo rumoroso per esser lasciato fuori, e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva, quell'accidente era ciò che imbrogliava tutta la storia. Si mormorava il nome di don Rodrigo, in questo andavan tutti d'accordo. Nel resto tutto era oscurità e congetture diverse. Si parlava molto dei due bravacci che erano stati veduti nella strada sul far della sera e dell'altro che stava sull'uscio dell'osteria, ma che lume si poteva ricavare da questo fatto così asciutto? Si domandava bene all'oste chi era stato da lui la sera avanti, ma l'oste, a dargli retta, non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera, e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Soprattutto confondeva le teste e disordinava le congetture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlandrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare e che se n'era andato con loro o che essi avevano portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio comparsa per aiutar le donne, era un'anima dannata d'un pellegrino birbante e impostore che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo. Era un pellegrino vivo e vero, che coloro avevan voluto ammazzare per timor che gridasse e destasse il paese. Era, vedete un po' cosa si va a pensare, uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino. Era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse se il Griso avesse dovuto rilevar questa parte della storia da discorsi altrui. Ma, come il lettore sa, ciò che la rendeva imbrogliata agli altri era appunto il più chiaro per lui, servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente o col mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporne per don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse subito con lui e l'informò del colpo tentato dai poveri sposi
il che spiegava naturalmente la casa trovata vuota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse qualche traditore, come dicevano quei due galantuomini. L'informò della fuga e anche a questa era facile trovarci le sue ragioni: il timore degli sposi, colti in fallo, o qualche avviso dell'invasione, dato loro quando era scoperta, e il paese tutto a suo quadro. Disse finalmente che s'eran ricoverati a Pescarenico, più in là non andava la sua scienza. Piacque a don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto, ma fu quella una rapida e leggiera compiacenza. Fuggite insieme, gridò, insieme. E quel frate birbante, quel frate. La parola gli usciva arrantolata dalla gola e smozzicata tra denti che mordevano il dito. Il suo aspetto era brutto come le sue passioni. Quel frate me la pagherà. Griso, non son chi sono. Voglio sapere, voglio trovare. Questa sera voglio sapere dove sono. Non ho pace. A Pescarenico, subito, a sapere, a vedere, a trovare. 4 scudi subito e la mia protezione per sempre. Questa sera lo voglio sapere. E quel birbone, quel frate. Il Griso di nuovo in campo e la sera di quel giorno medesimo poté riportare al suo degno padrone la notizia desiderata. Ed ecco in qual maniera. Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia, e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due come gli sposi, ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno, il che forma una catena di cui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno, e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni, ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugualmente fidato e imponendogli la stessa condizione. Così, d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivar mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino se ognuno non avesse che 2 amici, quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci son degli uomini privilegiati che li contano a centinaia, e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengon sì rapidi e sì moltiplici che non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il Griso aveva ordine di scovare. Il fatto sta che il buon uomo, da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando verso le 23 col suo baroccio a Pescarenico, s'abbatté, prima di arrivare a casa, in un amico fidato al quale raccontò in gran confidenza l'opera buona che aveva fatta e il rimanente. E il fatto sta che il Griso poté 2 ore dopo correre al palazzotto a riferire a don Rodrigo che Lucia e sua madre s'eran ricoverate in un convento di Monza e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione e sentì rinascere un po' di quella scellerata speranza d'arrivare al suo intento. Pensò alla maniera gran parte della notte e s'alzò presto con 2 disegni, l'uno stabilito, l'altro abbozzato. Il primo era di spedire immantinente il Griso a Monza per aver più chiare notizie di Lucia e sapere se ci fosse da tentare qualche cosa. Fece dunque chiamare subito quel suo fedele, gli mise in mano i 4 scudi, lo lodò di nuovo dell'abilità con cui li aveva guadagnati e gli diede l'ordine che aveva premeditato. «Signore», disse tentennando il Griso, «che? Non ho io parlato chiaro?»
Se potesse mandar qualcun altro. Come? Signore illustrissimo, io son pronto a metterci la pelle per il mio padrone, è il mio dovere, ma so anche che lei non vuol arrischiare troppo la vita dei suoi sudditi. Ebbene? Vossignoria illustrissima, sa bene quelle poche taglie che io ho addosso e qui son sotto la sua protezione. Siamo una brigata, il signor Podestà è amico di casa, i birri mi portan rispetto e anch'io, è cosa che fa poco onore, ma per viver quieto li tratto da amici. In Milano la livrea di Vossignoria è conosciuta, ma in Monza ci sono riconosciuto io invece. E sa Vossignoria che, non fo per dire, chi mi potesse consegnare alla giustizia o presentar la mia testa farebbe un bel colpo? 100 scudi l'uno sull'altro e la facoltà di liberar 2 banditi. Che diavolo, disse don Rodrigo, tu mi riesci ora un can da pagliaio che ha cuore appena da avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano e non si sente da allontanarsi. Credo, signor padrone, d'aver dato prove. Dunque, ripigliò francamente il Griso, messo così al punto, dunque, vossignoria faccia conto ch'io non abbia parlato. Cuor di leone, gamba di lepre e son pronto a partire. E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un paio de meglio, lo sfregiato e il tiradritto, e va di buon animo, e sì il Griso, che diavolo! 3 figure come le vostre, e che vanno per i fatti loro, chi vuoi che non sia contento di lasciarle passare? Bisognerebbe che a Birri di Monza fosse venuta ben a noia la vita per metterla su contro 100 scudi a un gioco così rischioso. E poi, non credo d'esser così sconosciuto da quelle parti, che la qualità di mio servitore non ci si conti per nulla. Svergognato così un poco il Griso, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il Griso prese i 2 compagni e partì con faccia allegra e baldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i capricci dei padroni. E camminava come il lupo che, spinto dalla fame, col ventre raggrinzato e con le costole che gli si potrebber contare, scende da suoi monti, dove non c'è che neve, e s'avanza sospettosamente nel piano. Si ferma ogni tanto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata. Leva il muso odorando il vento infido. Semmai gli porti odore d'uomo o di ferro. Rizza gli orecchi acuti e gira 2 occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'ardore della preda e il terrore della caccia. Del rimanente, quel bel verso, chi volesse saper donde venga, è tratto da una diavoleria inedita di Crociate e di Lombardi, che presto non sarà più inedita e farà un bel rumore, e io l'ho preso perché mi veniva in taglio e dico dove per non farmi bello della roba altrui, che qualcheduno non pensasse che sia una mia astuzia per far sapere che l'autore di quella diavoleria e io siam come fratelli e ch'io frugo a piacer mio ne suoi manoscritti. L'altra cosa che premeva a don Rodrigo era di trovar la maniera che Renzo non potesse più tornar con Lucia, né metter piede in paese, e a questo fine macchinava di far spargere voci di minacce e di insidie che, venendogli all'orecchio, per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornar da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe se si potesse farlo sfrattar dallo Stato, e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al potestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura, ma pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta faccenda e, senza star altro a lambiccarsi il cervello, si risolvette d'aprirsi col dottor Azzecca Garbugli quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. Le grida son tante, pensava,
E il dottore non è un'oca. Qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio, altrimenti gli muto nome. Ma come vanno alle volte le cose di questo mondo? Intanto che colui pensava al dottore, come all'uomo più abile a servirlo in questo, un altro uomo, l'uomo che nessuno si immaginerebbe, Renzo medesimo, per dirla, lavorava di cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare. Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo, per dire il vero più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo. L'ho visto, dico, più volte affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati scorrer liberi il giorno in un giardinetto. Avrebbe voluto farli andare tutti insieme al covile, ma era fatica buttata. Uno si sbandava a destra e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco, un altro, due, tre ne uscivano a sinistra da ogni parte, di modo che, dopo essersi un po' impazientito, s'adattava al loro genio, spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio, poi andava a prendere gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile ci convien fare con nostri personaggi. Ricoverata Lucia, siamo corsi a Don Rodrigo e ora lo dobbiamo abbandonare per andare dietro a Renzo, che avevamo perduto di vista. Dopo la separazione dolorosa che abbiamo raccontata, camminava Renzo da Monza verso Milano, in quello stato d'animo che ognuno può immaginarsi facilmente. Abbandonare la casa, tralasciare il mestiere e quel che era più di tutto, allontanarsi da Lucia, trovarsi su una strada senza saper dove anderebbe a posarsi, e tutto per causa di quel birbone. Quando si tratteneva col pensiero sull'una o sull'altra di queste cose, si ingolfava tutto nella rabbia e nel desiderio della vendetta. Ma gli tornava poi in mente quella preghiera che aveva recitata anche lui col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico e si ravvedeva. Gli si risvegliava ancora la stizza, ma vedendo un'immagine sul muro si levava il cappello e si fermava un momento a pregar di nuovo. Tanto che in quel viaggio ebbe ammazzato in cuor suo Don Rodrigo e risuscitatolo almeno 20 volte. La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde che dopo una pioggia divenivan rigagnoli e in certe parti più basse s'allagava tutta, che si sarebbe potuto andarci in barca. A quei passi un piccol sentiero erto a scalini sulla riva indicava che altri passeggeri s'eran fatta una strada nei campi. Renzo, salito per un di quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo, sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto, e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava maraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne. Vide distinto e alto, tra quelle, il suo resegone. Si sentì tutto rimescolare il sangue. Stette lì alquanto a guardar tristamente da quella parte. Poi tristamente si voltò e seguitò la sua strada. A poco cominciò poi a scoprir campanili e torri e cupole e tetti. Scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo e quando s'accorse d'esser ben vicino alla città, s'accostò a un viandante e, inchinatolo, con tutto quel garbo che seppe, gli disse: «Di grazia, quel signore». «Che volete, bravo giovine?» «Saprebbe insegnarmi la strada più corta per andare al convento dei Cappuccini dove sta il padre Bonaventura?» L'uomo a cui Renzo si indirizzava era un agiato abitante del contorno che, andato quella mattina a Milano per certi suoi affari, se ne tornava senza aver fatto nulla, in gran fretta, che non vedeva l'ora di trovarsi a casa e avrebbe fatto volentieri di meno di quella fermata.
Con tutto ciò, senza dar segno di impazienza, rispose molto gentilmente: «Figliuol caro, de conventi ce n'è più d'uno, bisognerebbe che mi sapeste dir più chiaro qual è quello che voi cercate». Renzo allora si levò di seno la lettera del padre Cristoforo e la fece vedere a quel signore, il quale, lettovi Porta Orientale, gliela rendette dicendo: «Siete fortunato, bravo giovine, il convento che cercate è poco lontano di qui. Prendete per questa viottola a mancina, è una scorciatoia. In pochi minuti arriverete a una cantonata ad una fabbrica lunga e bassa. È il lazzeretto. Costeggiate il fossato che lo circonda e riuscirete a Porta Orientale. Entrate e, dopo 300 o 400 passi, vedrete una piazzetta con de begli olmi. Là è il convento, non potete sbagliare. Dio v'assista, bravo giovine». E accompagnando le ultime parole con un gesto grazioso della mano, se n'andò. Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna e non sapeva che era un giorno fuor dell'ordinario, un giorno in cui le cappe si inchinavano ai farsetti. Fece la strada che gli era stata insegnata e si trovò a Porta Orientale. Non bisogna però che, a questo nome, il lettore si lasci correre alla fantasia le immagini che ora vi sono associate. Quando Renzo entrò per quella porta, la strada al di fuori non andava diritta che per tutta la lunghezza del lazzeretto, poi scorreva serpeggiante e stretta tra due siepi. La porta consisteva in due pilastri, con sopra una tettoia per riparare i battenti e da una parte una casuccia per i gabellini. I bastioni scendevano in pendio irregolare e il terreno era una superficie aspra e ineguale di rottami e di cocci buttati là a caso. La strada che s'apriva dinanzi a chi entrava per quella porta non si paragonerebbe male a quella che ora si presenta a chi entri da Porta Tusa. Un fossatello le scorreva nel mezzo, fino a poca distanza dalla porta, e la divideva così in due stradette tortuose ricoperte di polvere o di fango secondo la stagione. Al punto dove era e dov'è tuttora quella viuzza chiamata di Borghetto, il fossatello si perdeva in una fogna. Lì c'era una colonna con sopra una croce detta di San Dionigi. A destra e a sinistra erano orti cinti di siepe e ad intervalli casucce abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa, nessuno dei gabellini gli bada, cosa che gli parve strana, giacché da quei pochi del suo paese che potevano vantarsi d'esser stati a Milano, aveva sentito raccontar cose grosse de frugamenti e delle interrogazioni a cui venivan sottoposti quelli che arrivavan dalla campagna. La strada era deserta, di modo che, se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve, ma neve non poteva essere, che non viene a strisce né per il solito in quella stagione. Si chinò su una di quelle, guardò, toccò e trovò che era farina. «Grande abbondanza», disse tra sé, «ci deve essere in Milano, se straziano in questa maniera la grazia di Dio. Ci davan poi a intendere che la carestia è per tutto. Ecco come fanno per tener quieta la povera gente di campagna». Ma dopo pochi altri passi, arrivato a fianco della colonna, vide, a piedi quella, qualcosa di più strano. Vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse che certamente non eran ciottoli e se fossero state sul banco d'un fornaio non si sarebbe esitato un momento a chiamarli pani. Ma Renzo non ardiva creder così presto a suoi occhi, perché, diamine, non era luogo da pani quello. «Vediamo un po' che affare è questo», disse ancora tra sé. Andò verso la colonna, si chinò, ne raccolse uno. Era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiarne che nelle solennità. «È pane davvero», disse ad alta voce, tanto era la sua maraviglia. «Così lo seminano in questo paese, in quest'anno, e non si scomodano neppure per raccoglierlo quando cade? Che sia il paese di Cuccagna questo». Dopo 10 miglia di strada, all'aria fresca della mattina,
Quel pane, insieme con la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. Lo piglio? Deliberava tra sé. Pah, l'hanno lasciato qui alla discrezione dei cani, tant'è che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò. Così pensando, si mise in tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo e lo mise nell'altra, un terzo, e cominciò a mangiare. E si rincamminò più incerto che mai e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena morso, vide spuntar gente che veniva dall'interno della città e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna e qualche passo indietro un ragazzotto, tutte e tre con un carico addosso che pareva superiore alle loro forze e tutte e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati i visi e di più stravolti e accesi, e andavano non solo curvi per il peso, ma sopra doglia, come se gli fossero state peste l'ossa. L'uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un poco a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna, un pancione smisurato che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate, come una pentolaccia a due manichi, e di sotto a quel pancione uscivan due gambe nude fin sopra il ginocchio che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo, con dentro farina quanta ce ne poteva stare e un po' di più, di modo che quasi a ogni passo ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutte e due le mani sul capo una paniera colma di pani, ma per aver le gambe più corte dei suoi genitori rimaneva a poco indietro e allungando poi il passo ogni tanto per raggiungerli, la paniera perdeva l'equilibrio e qualche pane cadeva. «Buttane via ancora un altro, buono a niente che sei», disse la madre digrignando i denti verso il ragazzo. «Io non li butto via, cascan da sé, com'ho a fare?» rispose quello. Buon per te, che ho le mani impicciate», riprese la donna, dimenando i pugni come se desse una buona scossa al povero ragazzo, e con quel movimento fece volar via più farina di quel che ci sarebbe voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. «Via, via», disse l'uomo. «Torneremo indietro a raccoglierli, o qualcheduno li raccoglierà. Si stenta da tanto tempo, ora che viene un po' d'abbondanza, godiamola in santa pace». Intanto arrivava altra gente dalla porta e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò: «Dove si va a prendere il pane?» «Più avanti», rispose quella, e quando furono lontani 10 passi soggiunse borbottando: «Questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini e non resterà più niente per noi». «Un po' per uno, tormento che sei», disse il marito. «Abbondanza, abbondanza!» Da queste e da altre tali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata e che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero Montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune che la scarsezza del pane fosse cagionata dagli incettatori e da fornai, ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo quell'opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Pure si propose di star fuori del tumulto e si rallegrò d'esser diretto a un cappuccino che gli troverebbe ricovero e gli farebbe da padre. Così pensando, e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda,
Fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento, dove ora sorge quel bel palazzo con quell'alto loggiato. C'era allora, e c'era ancora, non son molt'anni, una piazzetta e in fondo a quella la chiesa e il convento dei Cappuccini, con 4 grandolmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri lettori che non han visto le cose in quello stato. Ciò vuol dire che son molto giovani e non hanno avuto tempo di far molte corbellerie. Renzo andò diritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparata in mano la lettera e tirò il campanello. S'aprì uno sportellino che aveva una grata e vi comparve la faccia del frate portinaio a domandar chi era. Uno di campagna che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo. Date qui, disse il portinaio mettendo una mano alla grata. No, no, disse Renzo, gliela devo consegnare in proprie mani. Non è in convento. Mi lasci entrare che l'aspetterò. Fate a mio modo, rispose il frate. Andate a aspettare in chiesa, che intanto potrete fare un po' di bene. In convento per adesso non s'entra. E detto questo richiuse lo sportello. Renzo rimase lì con la sua lettera in mano. Fece 10 passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio, ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò con le braccia incrociate sul petto a guardare a sinistra, verso l'interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. Andiamo a vedere, disse tra sé. Tirò fuori il suo mezzo pane e, sbocconcellando, si mosse verso quella parte. Intanto che si incammina, noi racconteremo, più brevemente che sia possibile, le cagioni e il principio di quello sconvolgimento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi